Il passato non ci abbandona mai, specialmente quando nuovi ritrovamenti offrono la possibilità di comprendere il nostro trascorso, la nostra storia. Il tempo, quando non distrugge, conserva, mantenendo intatte le prove utili a svelare i segreti del passato. Il libro di Nichi Marcelli, intitolato La Contessa Rossa, Teche Edizioni, racconta una storia che è sospesa tra realtà e immaginazione. Storia, thriller e glamour viaggiano bene insieme. Come nasce un'idea così? Nichi Marcelli. Nasce da un chiodo, che non è il chiodo quello che serve per attaccare i quadri, ma è il giubbotto da motociclista, in particolare un giubbotto da motociclista di pelle molto bello, di colore rosso, che avevo visto nella vetrina di un pellettiere artigiano di Viterbo. L'ho visto e ho pensato come starebbe bene addosso alla mia amica Sara, che è la ragazza che mi ha ispirato il personaggio della protagonista. Motocicletta 10 HP. E allora ho cominciato a giocare a livello intellettuale, all'insaputa di Sara ovviamente, che sennò probabilmente avrebbe tirato dietro qualche cosa, forse il chiodo, però quello di ferro. Con lei come si faceva un po' con le bamboline di carta di una volta. Ora le metto questo chiodo, poi le metto un paio di jeans, le metto, che scarpe le metto? No, queste magari non vanno bene, mettiamole quest'altre, le metto una t-shirt, no, così mi sembra troppo rocchettara. Insomma, piano piano è venuto fuori questo personaggetto, una macchina, ci vuole una bella macchina, e siccome sono appassionato di auto d'epoca, l'ho messa su una Morgan con i mezzi guanti di pelle rossa, la cuffietta di pelle rossa, gli occhialoni, un po' una Lady Driver d'antan. Era nata così la Contessa Rossa, magari con questa sciarpa bianca svolazzante, non troppo lunga per non farle fare la fine di Isadora Duncan. E ho cominciato a scorazzarmi nel cervello un bel po', attufandomelo di gas di scarico, fino a che non mi è venuta l'idea di costruire attorno a lei una storia. E così è nata, diciamo, la Contessa Rossa. Entriamo nel libro, basiamoci sulla storia ovviamente. Il passato non muore mai. No, il passato, noi siamo il nostro passato, siamo formati, costruiti dal nostro passato, dalle nostre esperienze e dalla storia ovviamente. Il Guicciardini, storico, politico e scrittore italiano del Cinquecento, sosteneva: auguratevi di trovarvi colà dove si è vinto, perché avrete dei meriti che non vi spettano. Al contrario, se vi troverete laddove si è perso, vi verranno attribuite delle colpe che non avete. Io mi sono trovato molto più spesso dove non si è vinto, però devo dire che può darsi che sia stato d'ammaestramento per la tendenza a saltare sempre sul carro del vincitore che hanno, diciamo, la maggior parte delle persone che ci circondano, ecco. E poi c'è questo personaggio di una partigiana altoatesina. Qui entriamo veramente in quella che è la storia del nostro paese. Come si è costruito intorno tutto il tessuto? La partigiana è nata un po' da, mia nonna nel suo piccolo andava a spiombare i carri merci tedeschi e a liberare i prigionieri alla stazione di Milano, ma una mia carissima amica di famiglia che si chiamava Lu Leone ha fatto anche la partigiana in maniera, tra virgolette, un pochino più seria. Lei è immortalata, ad esempio, nella classica foto delle 3 partigiane che entrano a Milano, che viene pubblicata. Famosa, come no? Ecco, lei è quella più alta, mora, a sinistra, col fucile spianato e uno spolverino, una specie di trench addosso, se non ricordo male. Ecco, lei è quella lì, ed è una persona che era amica dei miei, abbiamo frequentato moltissimo. Quindi io nella costruzione di questa nonna mi sono un po' ispirato a lei, un po' ispirato a mia nonna e un po' ispirato ovviamente a tutta la storia della Resistenza che ho fatto in tempo a sentire raccontata anche da chi l'aveva fatta. Buttatevi a terra! Siete in mezzo ai tedeschi. Dove sono? Sono laggiù, accampati sul torrente. E ce n'è tutti intorno fino alle 3 croci. Questa mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasor.
tanti personaggi più o meno reali inseriti in un racconto complesso che parte dalle nevi delle Dolomiti per giungere sino a Cesenatico. Sì, c'è Anna, detta Care, la giornalista, anche lei costruita usando come fonte di ispirazione, come musa, una mia carissima amica che si chiama Anna, detta Care. Forse il personaggio che mi assomiglia di più, essendo io giornalista, chiaramente ho riversato nel suo personaggio anche molte cose che ho vissuto e conosciuto dell'ambiente. E poi ci sono questi altri due personaggi. Poi c'è Gianni entra nella seconda parte, diciamo, quando si arriva a Cesenatico, perché tutta la seconda parte ruota intorno e sotto, nei sotterranei di un'ex colonia diventata un grande hotel di lusso, dove questo Gianni fa realmente il maître. Anche con lui è nata una grossa amicizia e a un certo punto è diventato, diciamo, un personaggio di snodo fondamentale, quasi un terzo protagonista. Mentre invece Giulia, la restauratrice, quella è un totale parto della mia fantasia malata. Per lei non mi sono ispirato a nessuno, non ho avuto una musa, diciamo. Giulia e basta. Come sono entrati questi personaggi in questo racconto? Si sono affacciati piano piano, mano a mano che proseguivo nella scrittura, fermi restando Sara e Care, che erano, diciamo, nate già prima. Sara addirittura un anno o due prima era lì che scorazzava con la macchina, in attesa di adeguata collocazione. Gli altri sono venuti mano a mano che proseguivo e mano a mano che avevo bisogno di qualche cosa che fosse funzionale al racconto. A quel tempo io ero alla macchia. Una sera io e alcuni compagni della brigata partigiana cademmo in un agguato. Ci bucarono la barca. Ma noi in compenso bucammo... Questo potrebbe essere tranquillamente anche la sceneggiatura di un buon film. Ah beh, se qualche produttore interessasse, ben venga, Io... Quanto c'è di personale, Nicky Marcelli, in questi personaggi? In ognuno di loro c'è anche qualcosa di suo? Come diceva Flaubert, Madame Bovary sono io, sono tutti figli miei, quindi qualcosa di mio c'è dappertutto, in tutti loro, soprattutto in Care, in quanto giornalista, chiaramente è il personaggio che mi assomiglia di più, tra virgolette, ma sono tutti assolutamente figli miei, c'è l'autobiografico appunto in ognuno di loro. La scelta di questo ritrovamento della borsa accanto ai resti di questa contessa rossa vuol dire che comunque quella parte di storia dove ci sono degli eroi la incuriosisce molto, insomma non l'ha mai abbandonata. No, devo dire io sono sempre stato molto incuriosito e poi devo dire io sono un amante anche come lettore o come spettatore del genere avventura. Da 007 a Clive Castler, a Marco Buticchi, a Wilbur Smith, solo per fare qualche nome, ecco. La contessa rossa di Nicky Marcelli, Teche Edizioni.